Una delle fasi distintive e particolarmente innovative del progetto INEST, e vorrei dire anche dello Spoke 6 Turismo, Cultura e Creatività, in inglese Citizen Engagement, è in sostanza una modalità che cerca appunto di discutere e rendere fruibile la ricerca anche ad un pubblico di non esperti. Abbiamo quindi lavorato con il meccanismo della residenza artistica. Abbiamo selezionato 8 artisti o collettivi che potessero indagare territori molto diversi, andando dal Trentino, passando ovviamente per il Veneto e arrivando fino al confine con la Slovenia. Abbiamo cercato di selezionare questi artisti in modo tale da avere diversi approcci e diverse modalità di interazione sia con lo spazio che con l'ambiente pubblico e i cittadini che vivono quegli spazi. Tutto questo ovviamente in una direzione di turismo più sostenibile, che crea benessere in chi abita questi territori, e lo abbiamo fatto mettendo a sistema delle pratiche artistiche, facendole interagire con quello che sono dei patrimoni culturali materiali e immateriali, ma anche naturali, chiedendo loro anche di intessere delle reti, delle relazioni e di inglobare queste relazioni all'interno dei loro processi creativi, considerando appunto anche l'impresa come una parte di cittadinanza che crea cultura all'interno di un territorio e che necessariamente contribuisce a creare identità all'interno di un territorio. Gli artisti con le loro poetiche, con le loro azioni hanno interrogato questi spazi, sono diventati residenti di questi spazi e ci hanno restituito delle opere, ma anche e soprattutto dei processi che hanno portato a quelle opere, che per noi sono diventate non solo un meccanismo di coinvolgimento delle popolazioni locali, ma anche una modalità ulteriore di fare ricerca in questi ambiti. Non è un'operazione che si conclude con quella che è semplicemente un intervento artistico o un'opera artistica. Come università ci auspichiamo anche che questo genere di interazione tra ricerca accademica e pensiero artistico possa essere sempre di più portato avanti e riproposto all'interno di un sistema che guarda a un welfare territoriale e a un benessere dei territori da un punto di vista economico, sociale e attraverso quello che è il turismo e l'attività turistica dei nostri territori.